E si manano se ne aiuta, ma io sento una puzza racida, a scendere fuori. No, guardate, si se sentite qualche puzzo la colpa non è mai a me, guardate. No, non è la vostra, non Ma perché la puzza, se sentite qualche puzzo non è mai a me. Io mangio tutte robe che non puzzano. no, mangiate alice salata, mangiate il cipolle, Tutte robe che non mangiate puzzano. l'aglio, Ho mangiato tutte robe che non puzzano. vi dà quei Puzzo colori. quando ricordavo una cosa, ma quando vi dico una l'ho fatto, ma qua. A roba che puzzo quando ho mangiato, non puzzo quando ho cagato. La faccia vostra, bene. A faccia vostra, no a me. A roba che vi piace Ma a perché non dici, scusate, ma perché invece di dire queste cose... Voi vi date una bella lasagna, no? Va tanto bella al mando, quando ha cagato poi feta. Mentre si è mangiato una cipolla, quando ve l'ha mangiato feto, quando l'ha... Non dico che adora, però non fa niente. Ma si sperde. Ma non potesse parlare un poco più corretto? Ma voi siete voi che mi mettete a condizioni, io vi sto spiegando. Sì, vabbè, ma voi potete... Sentite, ma... Non Beppe, ma voi dovete... Sentite, l'aglio quando voi mangiate che fa? Io non me lo mangio là. Va bene, quando lo mangiate che fa? Non so, io lo ingoio. Allora siete uno stronzo proprio, scusate. Ma innanzitutto, ma scusate, ma... Voi potreste parlare benissimo, vabbè, io lo sto spiegando. Però voi lo state spiegando a me, però vedete quanta gente ci sente. Ma che loro siano, ma perché non sanno quello che si mangiano, quello che fete e quello che hanno feta? Voi scusate, voi mangiate le fasulli, fetano? No. E quando è cagato, fetano, no? Nada volta. Fetano e fanno pure l'amore. Io vi dico che verità, non vi dico che passaria. Ma io sto dicendo, non potesse essere... Se voi mangiate le lenticchie, fetano quando vi mangiate. No. E quando è cagato, fetano però. Ma da volta, mo. Scusate. Ma non potreste dire, quando andate in bagno, quando andate in gabinetto, scusate, quando andate a fare l'atto grande, l'atto piccolo. Non ci capite. Noi facciamo far capire a tutti quando facciamo una trasmissione. Non dobbiamo mettere in condizione che uno può sentire noi a dai primi a scuola. Per sempre noi ci hanno capito tutto quanto. Certo. Allora chi è intelligente e tiene l'istruzione si capisce, pure quando parliamo così. Ma chi fosse un gradino, e voi vedete che stanno dicendo che stanno alla radio, sono più alfabetici di me, no? E chi l'hanno capito lo stesso? È giusto. Allora uno si deve mettere proprio un bocco con cucciarina. Giusto. È giusto o no?